Va ora in onda la rassegna stampa. Sempre puntuale, cioè, ma prendersela un po' più comoda, cominciare 5, 10, 15 minuti più tardi, poi mi chiede il regista, mi chiede cosa vuoi inquadrare questa mattina, cosa vuoi inquadrare? Vuoi inquadrare la mia faccia, inquadriamo la mia faccia, la faccia da Sammy Varin. Scommetto che anche voi avete un po' questa mattina la faccia da Sammy Varin. È la faccia da venerdì, 24 ottobre 2025. Buongiorno da Sammy Varin. No, sto ancora cercando qualcosa da inquadrare. Te inquadra l'orologio di Radio Libertà, perché questa è sempre un'ode alla radio più rivoluzionaria dell'etere. Perché? Perché in questo orologio ci sono le vostre firme, le firme di chi ci è venuto a salutare allo stand di Radio Libertà durante la grande Pontida di settembre, e ci sono firme anche prestigiose di ascoltatori storici, di nuovi ascoltatori, ma anche di deputati, di senatori della Lega. Che cavolo! Dove si trova questo orologio? È qui nei nostri studi e certamente aspetta un possessore. Dobbiamo ancora decidere a chi darlo. Dipende. Quale sarà la sovvenzione più alta? Chi sosterrà Radio Libertà nel modo migliore? Anche con un bel salame lungo 1,5 metri, io non dico mica di no. Fatto sta che volevo ringraziarvi per il vostro entusiasmo, per chi davvero ci sta dando una mano nei modi più vari e variegati, chi dal Giappone ci fa avere ogni tanto un contributo, chi dall'Italia attraverso il conto corrente postale 37671294 intestato a Radio Libertà, chi va sul sito di Radio Libertà e con una semplice carta di credito, voilà, mi saluta dicendomi: Sammy, ci sono anch'io, ecco 5 euro. È così che si fa la nostra battaglia politica, ma anche sociale, quotidiana, assolutamente democratica, per far capire anche a una certa politica cosa sta funzionando e cosa non sta funzionando. Si fa così, giorno per giorno. E allora torniamo a letto a dormire? Ragazzi, assolutamente no. Tra pochissimo comincerò a leggere, lo so, i vostri WhatsApp, i vostri messaggini al 340 6709 659. Potete già lanciarmi, dirmi di che umore siete questa mattina, cosa vi ha già colpito ascoltando magari i primi radiogiornali delle altre radio, ma adesso c'è Sammy Varin, chiaramente si ascolta Sammy Varin, e ringrazio tutti coloro che naturalmente si posizionano appositamente su Radio Libertà, facendo anche fatica, perché non siamo una radio per tutti, siamo una radio per pochi. Ci dovete venire a cercare, come fare la spesa dal contadino. Sì, la sto tirando in lungo, me ne sono accorto. Vabbè, allora cominciamo stando seri, perché effettivamente dobbiamo salutare Orazio. Orazio se n'è andato. Grande raga, signori, questo ci manca davvero. Orazio Ragaiolo, signori, storico leghista, chi non è mai andato ad aggiustare la macchina da lui? E i suoi calendari, ve li ricordate? Alcuni anche molto particolari, insomma, che... Orazio Ragaiolo è mancato all'affetto dei suoi cari, e la nostra, che è una radio davvero di famiglia, lo vuole ricordare. I suoi funerali in Cormano domani, sabato 25 ottobre alle 15, direttamente nella parrocchia San Salvatore, con un pensiero veramente ai suoi familiari, ma anche a tutti noi che lo abbiamo conosciuto ancora ai tempi di Radio Padania Libera. Ci passava a salutare verso la fine dell'anno, ci portava i suoi calendari della sua azienda, e ci dava una mano. Signori, noi andiamo avanti, certo, le nostre battaglie le facciamo anche a nome di chi purtroppo si è dovuto fermare. Dove la faccio oggi la battaglia? La faccio ad esempio ricordandovi che
alle 9:30 arriverà l'editoriale del nostro direttore Sallusti, ma subito dopo, oggi Giovanni Sallusti chi intervista? Il direttore del quotidiano La Verità, Maurizio Belpietro, questa mattina intervistato su Radio Libertà da Giovanni Sallusti. Ragazzi miei, è il caso di non perdervelo. E visto che vi voglio bene, La Verità sarà proprio il primo quotidiano che oggi andremo a esaminare. Non prima, certamente, ma ci mancherebbe altro, di leggere la prima pagina del nostro vero quotidiano di riferimento, che è, lo dico, non lo dico, lo dico, non lo dico, forse è meglio non dirlo, è il Manifesto, ragazzi, quotidiano comunista, che però, perdonatemi, bisogna riconoscere, la racconta sempre bene in prima pagina, nel senso che se la suona, se la canta, ma così bene che rimani estasiato, come fosse un pezzone, sai, un pezzone che non raggiungerà mai l'hit parade, che però dice: ma guarda come è scritto bene questo pezzo. Scoppio ritardato, il titolo di prima pagina del quotidiano Il Manifesto. Costa solo 1,50 €, compratelo dai. Contrordine, scrive il Manifesto, in nome della competitività e sull'onda del negazionismo climatico, l'Unione Europea mette in pausa il Green Deal. La Simone che batte le mani, bravo Simone, mi fa anche la musica, un po' terronica, però va bene stesso. Allora, quindi sul piatto, quale piatto? Non vedo piatto. Il piatto che vede questo quotidiano comunista, la flessibilità nella riduzione di CO2 e il motore endotermico anche oltre il 2035. So che non state capendo quello che dico, ma neanche io. Meloni soddisfatta, in Italia leva soldi anche alle metro. E facciamo un bel pastone, ma veramente, il pastone comunista del Manifesto. Scherziamo naturalmente, ma è tutto vero, comunque i soldi non sono stati levati, ma sono stati rimodulati. Stiamo rimodulando e giustamente stiamo aggiustando la cosa. Aspetta un momento, oggi c'è una polemica su tutti i quotidiani, hanno tolto i soldi alle metropolitane. Arrivano, in un momento del genere si sta rimodulando. Fatto sta che ci piace a noi è che il Green Deal va in pausa, che non vuol dire che non si fa, dobbiamo essere ecologici, ma la stessa Shura, la Shura è dell'Europa, si è accorta che stavamo favorendo soltanto la Cina, praticamente. L'unica che ci guadagnava era la Cina, che ci guadagnava bruciando carbone. Oddio, ci ha messo qualche annetto, noi l'abbiamo detto dal primo giorno, a lei questa cosa è arrivata, forse anche mentalmente, non vorrei accusarla di essere, no, ma nel senso, politicamente, Marin, gli è arrivata politicamente, perché la politica è lenta purtroppo, solo adesso ha deciso che forse sì, lo facciamo, ma insomma, chiaramente il Manifesto dà la colpa al negazionismo climatico. Voi negazionisti scrivetemi 340 67 09 659, perché noi viviamo dei vostri WhatsApp e ci danno anche la forza di essere in diretta a quest'ora, sfidando il freddo. Non esageriamo, però insomma il mio regista, buongiorno Simone, è arrivato tutto surgelato. Ma se sei surgelato adesso, ma cosa, tra un mese cosa diventi? Un ghiacciolo? Vabbè, comunque eccoci qua. La verità. La verità di quest'oggi apre con veramente il pane per i vostri denti. Voi Novax, voi che siete stati bloccati con me, del resto, ogni qualvolta che dite qualcosa di strano su YouTube, io sono bloccato ogni mattina quando appunto leggo i titoli del quotidiano La Verità. E infatti saluto gli amici di YouTube che mi stanno per perdere, ma siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, quella di Radio Libertà, siamo sulla Radio DAB in tutta Italia, Digital Radio,
se scaricate la nostra app, capito? Cioè, se mi mettono la museruola, io reagisco, no, non me la faccio mica mettere e appaio su qualche altro sito. È così che si cerca la verità. In questo caso, proprio il quotidiano La Verità, che apre questa mattina con Pregliasco confessa, pagato da Big Pharma. Audizione tesa in commissione Covid. Il prezzemolino TV talebano dei vaccini ammette finanziamenti da Pfizer, Moderna, Novavax, Janssen, Bayer, Sanofi e altri. Poi, incalzato dai parlamentari, osa dire: sono più indipendente perché prendo soldi da tanti. Ok, signori, avete capito bene. Se avete avuto qualche reazione avversa, così mi bloccano del tutto, è il caso di acquistarlo quest'oggi il quotidiano La Verità, perché Patrizia Floderreiter ne scrive di cotte e di crude. Meloni sfida Mattarella per evitare l'eurotrappola. Cominciamo a dire dei no, ragazzi, cominciamo a dire dei no. La Lega lo dice chiaramente da mesi, se non da anni. È chiaro che essendo in una squadra di governo non è che si può esagerare. Tu dici basta, vado fuori dal governo, e entra Renzi. Buttato 1 miliardo per ristrutturare l'edificio sede del Consiglio europeo. Altro titolo del quotidiano La Verità, con Belpietro che arriva questa mattina dopo le 9:30 non mancate. Svelati i progetti per rifare il palazzo a Bruxelles secondo criteri verdi, un palazzo che ha solo 30 anni. Sempre sul quotidiano La Verità, dall'Irlanda alla Germania è un coro. Basta immigrazione. Da leggere questo, l'articolo di Francesco Borgonovo. La realtà si vendica, yeah! Dalla Germania al Regno Unito, mezza Europa all'improvviso sta scoprendo gli immigrati violenti. Ma c'è un'unica soluzione per risolvere questo problema: non importarne più. Io ve ne do anche un'altra di soluzione, la do anche a Francesco Borgonovo: la remigrazione. Li riportiamo al loro paese. Che ne pensate? Naturalmente potete dire di sì oppure di no. 340 6709 659 se pensate che davvero questi fanno i lavori che noi non facciamo più. Tranquillamente potete continuare a pensarlo. Siamo in democrazia. Il vertice UE. Ora è Merz, il nostro primo alleato contro il Green Deal, Carlo Tarallo. La manovra, tasse sugli affitti brevi, Forza Italia e Salvini bocciano Giorgetti. Con Della Pasqua e Sunseri. Genova paga caro. Silvia Salis si accanisce. Dopo l'IMU alza le tariffe dei trasporti. Te capì? A votare PD che cosa succede? Questo è il quotidiano La Verità, su quale ci torniamo tra pochissimo, ragazzi, anche perché appunto ci sono robe che piacciono in senso cattivo a quelli incacchiati coi vaccini. A proposito, avete fatto l'antinfluenzale? Ci sono tanti anziani che dicono no. Mi raccomando, cerchiamo di non prendere freddo, almeno quello. Abbiate cura di voi. Anch'io resisto senza antinfluenzale, assolutamente. Anche Simone, l'hai fatta antinfluenzale? Niente. Ragazzi, siamo uno studio Novax. Sei scemo. Vado. Dove vado? Vado sul quotidiano Avvenire, visto quello che è successo ieri. Che cos'è successo? La preghiera insieme dopo 5 secoli. Pontefice e Carlo III in Cappella Sistina. Ha fatto impressione, è vero. Non accadeva da 5 secoli, ovvero dallo scisma di Enrico VIII
ed è stato come previsto il momento più alto della storica visita di Stato dei reali inglesi in Vaticano. Una preghiera insieme nella Cappella Sistina per il Papa e Carlo III, che è anche capo della Chiesa anglicana. Scambio di piante e onorificenze tra i due. Da ieri il re sarà Royal Confrater a San Paolo, il pontefice è Papal Confrater della Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor. Dopo Leone, Carlo ha incontrato anche il segretario di Stato Parolin, pace, povertà e ambiente tra i temi del colloquio. Soccorrere è Vangelo, scrive Avvenire questa mattina. Il Papa critica gli stati, tollerano politiche criminali verso i migranti. Politiche criminali verso i migranti. Non sono spazzatura i migranti. Non sono spazzatura. Le disuguaglianze sono la radice del male sociale. Costruire case e aiutare non è ideologia. Ok? D'accordo? Intanto però Putin è stretto nella morsa di sanzioni e nel blocco del gas. Anche questa è la notiziona che, se fosse vera, potrebbe dare una svolta a questa Russia che non decide di fermarsi con la guerra. Washington, la mia paura è che dia una svolta al nostro portafoglio, nel senso che aumenterà la benzina di brutto. Washington rompe gli indugi e sanziona le due più grandi società petrolifere russe. Putin, atto ostile ma senza impatti sull'economia. Via libera di Bruxelles al bando del gas liquido di Mosca dal 2027. Anche Pechino si muove bloccando l'acquisto di greggio via nave. Nessun accordo invece tra i 27 sull'uso degli asset russi congelati. Se ne riparla a dicembre. Pressing su Meloni per le armi a Kiev. Questa la prima pagina del quotidiano Avvenire. Mi sposto e vado a ricordarvi che il nostro quotidiano di riferimento quest'oggi è, oltre naturalmente al quotidiano comunista, lo dico, non lo dico, è Quotidiano Libero. Perché? Perché il Quotidiano Libero oggi intervista il leader della Lega, Matteo Salvini, e infatti il suo titolo principale è Salvini a tutto campo. Il vice premier al Libero: più tasse sugli affitti brevi? Inutile e dannoso. I banchieri invece non possono lamentarsi. Sull'Islam vi spiego che legge faremo. Una legge anti-islamizzazione. Rivinceremo le elezioni. Questo e d'altro sul quotidiano Libero, che intervista con il direttore Mario Secchi Matteo Salvini, e chiaramente tra poco vi leggo tutto. Ma in centropagina ci sono due amorevoli scimmiette. Ecco il nuovo modello culturale della sinistra, ragazzi, attenzione, con tutti gli animalisti che ci sono, ormai lo siamo tutti. Ci piacciono moltissimo le scimmiette e io diventerei matto ad avere tante scimmiette in casa. Il problema è che ci abbiamo già 3 gatti e poi diventa un po' un casino. Scimmie bonobo esaltate da alcuni quotidiani, maschi sottomessi. Chiaramente rimando questa polemica a chi ne ha voglia, però sappiate che è una polemica, la polemica ulteriore del giorno. Di spalla ci interessa sicuramente di più il Green Deal da rivedere. Consiglio UE sul verde passa la linea italiana. Che poi la nostra linea, la vostra linea è: bisogna andare con calma, diventare verdi, mica tutto d'un tratto, perché così facendo distruggiamo la filiera economico-lavorativa di tutta Italia e del mondo. Forse un po' tardi, non lo so, ma tanto ormai siamo abituati a tirarci la famosa bottiglia in mezzo alle gambe. Cingolani accusa assedio Propal, Leonardo colpita ogni 2 giorni. E poi l'inchiesta di Libero, la propaganda anti-israeliana dilaga nelle classi. E questo è un problemino. I dati farlocchi sulla sanità, il grande bluff della campagna, l'intervista con Amerigo Cicchetti. Non è finita, siamo sempre in prima pagina su Libero, nei tanti trafiletti, nelle tante segnalazioni, ci sono anche i dati che arrivano dalle comunità di migranti,
più che dalle comunità che riguardano le comunità di migranti, perché certe cose loro non le dicono. Mutilate 88.000 donne. Femministe, dove siete? Torneremo anche sul quotidiano Libero tra pochissimo, perché c'ha l'intervista a Matteo Salvini, e vuoi che non ci vado? Assolutamente sì, ma intanto stanno arrivando tanti WhatsApp al 34067099659. Sì, tra poco leggo, abbiate pazienza. Dove vado? Vado sul quotidiano Il Fatto Quotidiano. Qual è il titolo principale? La solidarietà a Ranucci. E certo, gli hanno fatto saltare la macchina, scusa, e poi non si fanno queste cose. Che non ci stia tanto simpatico, l'avevate capito, ma anch'io sto sulle balle a tanti e insomma, per fortuna non mi fanno saltare la macchina. Ho sentito pum, no, cioè, poi ci sono fuori i militari che fanno la guardia. Solidarietà a Ranucci, titola oggi Il Fatto Quotidiano. Qual è la solidarietà a Ranucci? 150.000 euro di multa. No! Ma povero Ranucci, dovrà pagarla lui questa multa di 150.000 euro perché ha diffuso l'audio sul caso San Giuliano Boccia, un audio che erano cacchi suoi di San Giuliano e della Boccia, che non c'entrava nulla su nulla, ma era soltanto per sfrugugliare. Io sfruguglio, tu sfrugugli e gli sfruguglia. Bene, gli è arrivata una multa da 150.000 euro a Ranucci. Tanto la paghiamo noi. La paga la Rai. Sappiatelo. Oh, i politici mandanti, ha detto così, se mandanti i politici, dice il giornalista, authority armata dalla politica, minacce di altre querele. Chiaramente la libertà di stampa è sacro ed è santa, ci mancherebbe altro. Però, forse a volte si va esagerando a tutti i costi? Punto di domanda. Stavo ridendo che tra le segnalazioni in prima pagina sul Fatto Quotidiano c'è anche colletta leghista per donare a Zaia il corno da Doge. Capito, Ilaria Proietti, ti vogliamo bene, però capisco che bisognava riempire il giornale di qualcos'altro. Fedeli e fedelissimi di Zaia lo hanno già incoronato. Qualche settimana fa è partita la colletta per donargli un corno dogale, quintessenza del potere della stessa civiltà veneta. E allora che cosa ve ne frega? Non ho capito. Mamma mia, santa polenta veneta, polenta veneta. Molliamo anche il Fatto Quotidiano, Xaramei, e andiamo, devo andare sul Corriere, va bene, andiamo sul Corriere. Sanzioni, Putin gela Trump. Che cosa ha detto? Lo zar ha detto: un atto ostile non serviranno a nulla le nuove sanzioni, e queste vanno proprio a toccare il petrolio. I leader UE frenano sull'uso degli asset russi, alte degli Stati Uniti a Israele sull'annessione della Cisgiordania, e Donald che dice sarò a Gaza. La minaccia di Putin. Dopo le sanzioni degli USA e big russi del petrolio, lo zar reagisce dicendo: atto ostile contro di noi, se attaccati la risposta sarà sbalorditiva. Intanto sul fronte medio orientale dagli Stati Uniti, stop a Israele, no all'annessione della Cisgiordania. Chiaramente uno degli argomenti importanti è proprio questo del petrolio. Si chiude sempre più il petrolio, si cerca veramente di raggelare ogni rapporto con la Russia, ma soprattutto ogni entrata che la Russia ha di cui ha bisogno per proseguire la sua guerra. In centropagina siamo sempre sul Corriere, manovra, scontro aperto tra Tajani e Salvini.
e Giorgetti che dice basta attacchi. Si parla soprattutto delle tensioni sulle misure che riguardano i trasporti, le metropolitane. Cos'è successo? Clima acceso nella maggioranza sulla manovra, con l'opposizione a fare quasi da spettatrice. L'opposizione, sappiamo, fa l'opposizione. Il problema è che questa è un'opposizione che non sa neanche che cosa fare come opposizione. Lega e Forza Italia, ognuno c'ha il suo orticello, quindi se fanno discussioni, ognuno si fa la sua e non vanno mai d'accordo come opposizione. Lega e Forza Italia però sono ai ferri corti, scrive il Corriere. Lo scontro vede protagonisti i ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini. Contributo delle banche, fondi per le grandi opere, trasporto locale, in particolare i fondi per le metropolitane di Roma, Milano e la ferrovia Napoli-Afragola. Nella polemica entra di tutto. Nel mirino su tagli e tasse finisce anche il responsabile del Dicastero dell'Economia Giancarlo Giorgetti, attaccato dallo stesso Salvini sul piano casa. Allora, l'avete capito, anche il Corriere deve riempirne di pagine, ragazzi. Quante pagine ha il Corriere? 1235. Bisogna scriverne di cacchiate. La verità sta sempre nel mezzo, ma giustamente noi cosa stiamo facendo? Cos'è questa? Non vi viene la parola, una rassegna stampa, dai, e quindi rassegniamoci a queste notizie. Entro sul Corriere così imparate, ciapala lì, pagina 10, manovra, tensioni nella maggioranza, scontro aperto tra Tajani e Salvini, nel mirino il ministro dell'economia, leader di Forza Italia dice decide la politica, non i gran commi. Vi leggo solo qualche riga, tanto avete capito che sono tutte parole di Paola Di Caro. E scontro durissimo sulla manovra, ogni anno è così, e non sono solo le opposizioni a contestarla, ma gli stessi leader dei partiti di maggioranza che si attaccano l'un l'altro e che se la prendono pure col ministro dell'economia Giorgetti. Non toccatemi Giorgetti, il prossimo presidente della Repubblica. Contributo delle banche, fondi per le grandi opere, trasporto locale, in particolare fondi per le metropolitane di Roma, Milano e la ferrovia Napoli-Afragola. Nel calderone entra di tutto e si scatena quasi un corpo a corpo tra Tajani e Salvini. Chi vince secondo voi? È che Tajani è grossino, Contrapposti, sì, contrapposti quasi su tutto, toni aspri, molto oltre la normale dialettica politica, anche in vista delle regionali di novembre. Le posizioni sono sempre le stesse, ma esplode una nuova polemica sui fondi che secondo Tajani sarebbero stati sottratti alla costruzione della metro C di Roma, della ferrovia Napoli-Afragola, un'accusa che fa insorgere la Lega, che gli dà praticamente del bugiardo. Signori, qua mi fermo, ma se volete vedere scorrere il sangue oggi, il quotidiano Il Corriere è assolutamente da comprare. Sì, poi si scoprirà che non è vero assolutamente niente, che sono dei riallineamenti danarosi e che quindi poi i soldi salteranno fuori. L'intervista di Virginia Piccolillo oggi sul quotidiano Il Corriere è con la Borgonzoni, signori, la sottosegretaria Borgonzoni. Si parla dei tagli dei fondi al cinema, un errore da recuperare, troveremo 150 milioni. Borgonzoni, le opposizioni mi aiutino invece di protestare. I tagli non è stato tagliato della metà come qualcuno dice, però la riduzione c'è stata. Taglio ai fondi per il cinema. Sappiamo bene che tutto è partito dalla polemica per cui abbiamo scoperto che molti film ai quali erano arrivati pacchi di soldi, a parte quelli che non erano stati fatti proprio, questo è stato divertente, ma molti di questi film non li vedeva assolutamente nessuno, zero spettatori, per cui uno si è fatto anche delle domande. Che domande vi fate voi? Che domande volete fare a noi? Inviate il vostro messaggio, dai, provate questa emozione, scriveteci al 340 67 09 659, perché adesso c'è la canzone indipendente con il pianista Giuseppe Gioni Barbera, ma tra 5 minuti io leggo i vostri WhatsApp.
Vedi che roba, mentre siete immersi nel traffico ascoltando Radio Libertà con la vostra radiolina DAB, la vostra autoradio, mentre vi state girando e rigirando nel letto pensando col cavolo che mi alzo, tanto c'è Sammy Varin che fa la rassegna stampa e io vi faccio Plim Plom Plan con Giuseppe Gioni Barbera. La composizione che avete ascoltato si chiama T come da Palermo arriva Gioni Barbera, lui scherzi a parte, è un grande pianista, è il pianista di Arisa, ma anche arrangiatore, direttore artistico, autore, produttore musicale a X Factor, docente, coordinatore musicale al CET di Mogol, da cercare su YouTube, se volete dei sottofondi mentre fate le pulizie in casa. Giuseppe Gioni Barbera è il pianista del giorno e lo ricordiamo che ogni giorno Sammy Varin vi lancia dei nuovi artisti assolutamente sconosciuti a livello nazionale, e chi canta, chi suona, chi balla, chi scrive nani e ballerine, dice Simone. No, assolutamente, ma personaggi molto particolari, non mai scontati. Cioè, se fanno annoiare io non li intervisto neanche. E ogni mezz'ora nella rassegna stampa io vi trasmetto una canzone, un pezzo scritto da un artista indipendente e mi glorifico di questo. Remigrazione ad ogni costo, ci scrive Marco da Milano, non saranno spazzatura ma sono un problema serio a tutti i livelli, ci scrive ancora Marco parlando degli immigrati e di quello che ha detto ieri il Papa. Da cattolico sono amareggiato grandemente dall'incontro di Francesco II con il massone assassino Carlo III. Massone assassino, il sangue dei martiri non ha tempo. PS, prima è venuto a ricordare ai politici che lo Stato italiano deve tutto agli inglesi contro gli italiani, adesso è venuto a mettere il timbro sul similcapo della cattolica, spiace per loro, Cristo è oltre. E ancora, se cacciano Zelensky la guerra finisce subito, ci scrive Ermin. Buongiorno eroi, eccezionale su Radio 24, Gaspare Zuzzurro alias Spezia e Landini, forza ragazzi, Mattia da Padova. Beato te che hai coraggio ogni tanto di girare sulla concorrenza. Io non ho proprio coraggio perché girano di quelle cose, ragazzi miei. Un WhatsApp in bianco, scrivici tu quello che vuoi. Cari saluti da Enzo. Enzo è rimasto senza parole ad ascoltare la mia rassegna stampa, ma c'è di peggio, vai tranquillo. C'è il quotidiano Il Corriere, che oggi è ricchissimo di spunti per farci e farvi arrabbiare. Abbiamo intervistato la Borgonzoni, che saluto caramente perché ci siamo incontrati tante volte sotto i portici di Bologna, ancora ai tempi in cui se facevi un banchetto, dovevi fare attenzione agli sputi, ma non è cambiato nulla, Bologna è ancora così, se non peggio. Il cambiamento è che non ci hanno fatto passare e quindi la Lega in Emilia-Romagna ha ottenuto solo un consigliere regionale. Il muro di Giorgetti a tutela della ragioneria. Basta con gli attacchi, si tratta di tecnici di valore. Il retroscena scritto a pagina 11 del quotidiano Il Corriere con Enrico Marro. Il Ministero dice modifiche sempre possibili, ma a saldi invariati. Ricordiamo che la finanziaria è approdata al Senato e adesso si ricomincerà a fare polemica. Il Consiglio dei Ministri ha approvato venerdì scorso il disegno di legge di bilancio che prevede una manovra da 18,7 miliardi per il 2026. Il testo definitivo della manovra è stato bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, che ha verificato la correttezza delle coperture. Il provvedimento è stato inviato l'altro ieri al Senato, dove la prossima settimana comincerà l'esame del testo. Sono 154 articoli. È chiaro che per entrare in Senato bisognerà mettere l'elmetto. La manovra rispetta i paletti che il governo ha accettato nella trattativa con l'UE, che si è impegnato a non travalicare. Vincente la scelta di Perrotta al vertice della Ragioneria. Grazie al suo dinamismo il testo al Senato è arrivato in pochi giorni. Chiaramente, signori, se siete interessati, oggi sul quotidiano Il Corriere, che parla
anche del futuro di Milano. E se meno male, era ora che si parlasse del futuro di Milano. Serve un partito che parli a tutti. Il summit riformista a Milano è... ma questi sono quelli di sinistra, scusa. Cioè, ma solo loro parlano del futuro di Milano e noi... noi no, qui il Corriere non ne parla. Il Corriere non ne parla, ma ne parla del centrodestra. Il centrodestra spinge sul fattore rimonta a Napoli. Ma come si parla delle regionali in Campania? Che siamo solo a 3 punti dalla sinistra in Campania? Milano, niente da fare. Sto scherzando, ragazzi, però è uno sprone, visto che questa è una radio ascoltata da molti politici di centrodestra, ma non solo. È uno sprone. Centrodestra, sveglia, giù dalle brande, chi si candida a Milano? Sì, manca ancora qualche annetto, però è un momentino particolare trovare una personalità forte, potente, che sappia comunicare ai cittadini, sia a quelli con la puzzetta sotto il naso, e Milano ne è piena, sia anche a quelli che hanno il macete in tasca. Non è facile parlare a quelli con la puzzetta, a quelli col macete, a meno che non siano le stesse persone. La maxi multa alla Rai per l'audio su San Giuliano, scontro Garante Ranucci. Siamo ancora sul Corriere, a pagina 15, il giornalista, punizione politica. La replica, noi indipendenti, ma ribadisco e discoriba, siamo noi che pagheremo la multa ricevuta da Ranucci perché ha diffuso quell'audio che non doveva diffondere, non si fa, e noi l'abbiamo sentito e lo abbiamo anche pagato. Nuove polemiche oggi. Il Corriere, ragazzi, è proprio una zabetta. Il Corriere zabetta lo chiamerò. Una lista Vannacci a Varese. Santa polenta, oh signore. Cresce la tensione con la Lega. Nuove regole sui nomi a cui intitolare i team. Salta Junior Valerio Borghese, che conoscete benissimo chiaramente. Le polemiche sui team Vannacci e su questa che è Stefania Bardelli, responsabile del team Vannacci di Varese, che minaccia di fare un partito. E io sono di Varese, se in 20 anni non mi sono mai avvicinata alla Lega, un motivo ci sarà. Varese è una città a pezzi, è certo una città a pezzi perché governa il PD da parecchi annetti ormai, e quindi se ti fondi un partito tutto tuo, il PD ti ringrazierà perché darai semplicemente dei voti in più alla sinistra. Bisogna insegnargli. Il problema, vedi, che a questa gente bisogna insegnargli tutto da capo. È da zero. Cioè non ci puoi non ci puoi ficcare dentro persone che capiscono poco di politica. Non puoi farlo. E soprattutto le persone che ci ficchi dentro si candidano nella Lega, visto che Vannacci è vice capo della Lega. Ma bisogna spiegarlo ogni volta. Lo ha capito benissimo. Il problema è sempre lì, che il Corriere ha 1292 pagine e bisogna riempirle, e quindi basta una mezza frasettina e ci fai l'articolo, certo. Vai sul quotidiano Il Giornale, ragazzi, ricordandovi che oggi sul Libero c'è l'intervista con Matteo Salvini, e ricordandovi doppiamente che dopo le 9:30, dopo l'editoriale del nostro direttore Sallusti questa mattina, proprio Sallusti intervisterà il direttore del quotidiano La Verità, Maurizio Belpietro. Quindi piatto ricco, micificco, è il caso di restare all'ascolto o di ricordarvi poi di scaricare dal podcast la trasmissione. Il Giornale, colpo al modello Ranucci. Multa di 150.000 euro. In onda le telefonate di San Giuliano alla moglie, il garante punisce la Rai e il conduttore dà ancora la colpa al governo. Editoriale di Alessandro Sallusti: chi paga i danni dell'illegalità? Naturalmente, con tutto quello che possiamo dire, gli hanno fatto saltare la macchina, Ranucci, eccetera, un segnale bruttissimo che non deve assolutamente esistere,
Però, sapendo di averla fatta grossa, Sigfrido Ranucci nella mattinata di ieri aveva messo le mani avanti a modo suo, cioè gettando ombre senza documentare. Questa volta nel mirino è finita l'autorità garante della privacy, che di lì a qualche ora lo avrebbe condannato per una palese e grave scorrettezza professionale e deontologica fatta durante una puntata di Report, la trasmissione di Ranucci. Il garante, ha detto Ranucci collegato con i parlamentari europei del PD, sta per colpire Report per conto del governo. Una classica frase da metodo Ranucci, altro che giornalismo d'inchiesta. Che il garante, autorità per definizione indipendente, prenda ordini da chi che sia, infatti una mera infamante congettura, e gettare fango addosso a qualcuno. Insomma, in realtà il garante ha preso atto, diversamente non avrebbe potuto fare, che quelli di Report compirono un reato mandando in onda l'audio di una conversazione privata tra l'allora ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie. Un audio illegalmente carpito da una terza persona, quella Rosaria Boccia, ai tempi frequentatrice di San Giuliano e oggi sotto processo con una sfilza di accuse. Semplicemente una cosa così non si può fare, tanto più che il contenuto assai privato del colloquio non aveva elementi giudiziariamente rilevanti o di comprovato interesse per l'opinione pubblica. Quella puntata fu il trionfo dell'illegalità fine a se stessa, del delirio di onnipotenza di chi si sente sopra la legge nel nome di una finta libertà di informazione che per essere tale si dovrebbe attenere a precise regole. Sta di fatto che ora i danni li rimborsiamo tutti noi, pagatori del canone. I 150.000 euro di multa che il garante ha inflitto alla RAI non usciranno infatti dalle tasche di Ranucci, bensì da quelle già malconce della televisione di Stato. Tutti bravi a fare i fenomeni con i soldi degli altri. PS, ieri la polizia ci ha notificato una querela a firma dell'ex magistrato e oggi senatore dei 5 Stelle Roberto Scarpinato. È la stessa persona che 2 giorni fa era nella piazza che chiedeva ai politici di ritirare le querele nei confronti di Ranucci, perché querelare è un atto intimidatorio che delegittima il ricevente. Dio li fa, poi il diavolo li accoppia. Così il quotidiano Il Giornale con il suo direttore Alessandro Sallusti. Tra i titoli, in prima pagina, il conflitto ucraino, sanzioni di Trump, un atto ostile, Putin giura vendetta. A Bruxelles, il pressing della Meloni per frenare l'auto green. E vai. All'evento di Libero, il pugno duro di Salvini, stop all'islamizzazione. E ancora, ipocrisia sinistra, la dittatura che appare solo quando serve, con Vittorio Macioce. Il dibattito, Unione Europea più matura se cancella il diritto di veto, Augusto Minzolini. Luigi Mascheroni, il suo Giù la maschera, la dedica a mercanti di Venezi. Siamo i primi a dirlo, Beatrice Venezi è inadeguata al ruolo di direttrice della Fenice, ma neanche della Fenice, proprio al ruolo di direttrice d'orchestra, anzi inadeguata a qualsiasi ruolo in generale, non ha titoli, non ha curriculum, non è neanche bella a dirla tutta e ha dei capelli orrendi, lo sappiamo, è lì perché è amica della Meloni, non sa dirigere e quando le hanno dato una bacchetta in mano pensava ci dovesse mangiare il sushi. Viva Verdi! Abbasso Venezi! Però quello che abbiamo visto l'altra sera a Realpolitik, una di quelle trasmissioni dove per 200 minuti attaccano il governo senza contraddittorio mentre ti spiegano che il confronto democratico è a rischio, era più imbarazzante, era fascista. Tommaso Labate, un barbiere telegenico col baffetto social riformista, un D'Alema che ha fatto Cosmesi e finito a Rete 4 in quota progresso, ha mandato in onda un servizio che virava nel giallo con un incomprensibile tono investigativo dove le persone camuffate parlavano manco fossero testimoni di un'inchiesta di mafia. La Venezi come Matteo Messina Denaro, con Lucca al posto di Castelvetrano, e quello con voce contraffatta coraggiosamente accusava la statua del duce in casa, magari sul pianoforte, quando si sa lui suonava il violino. Dicono la Venezi va cacciata dalla Fenice non perché è di destra ma perché non è brava. Il problema non è politico ma tecnico.
Bene, e allora perché per farla fuori non stanno sul dato tecnico ma usano la politica? Tanto oltre il 3,1% di share non vanno lo stesso. Così signori, il Luigi Mascheroni giù la maschera quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. Ultima segnalazione, le polemiche su Merz. Legittimo dire che i migranti sono pericolosi. Beh, mi ha convinto questa nota e vado proprio sul quotidiano Il Giornale, che a pagina 2 riporta appunto questa multa che dobbiamo pagare noi per Ranucci, caso San Giuliano, report multato per 150.000 euro, privacy violata e ora l'autority vuole denunciarlo. È chiaro, insomma, Ranucci, questo problema che gli è successo è una cosa molto grave, dovrà anche comprarsi una macchina nuova, non scherzare, Sammy Varini, e 150.000 euro glieli paghiamo noi. Ranucci alza il tiro, garante armato, e ha già pronta la puntata vendetta. È chiaro che tutto questo si traduce poi in uno spottone e anch'io sono abbastanza curioso di seguire la puntata vendetta di Ranucci con il suo report. Siamo a pagina 4 del giornale. Meloni in pressing su auto e ambiente, serve flessibilità. Vertice con Zelensky che chiede sostegno per le armi a Kiev. Attenzione qui, perché sapete che quando si parla di armi la Lega le minga contenta. A proposito, alle 11 vi trasmettiamo nel Qui Parlamento l'intervento di Candiani, che insieme a Claudio Borghi Aquilini è stato potentissimo proprio su questo fronte. Ci compriamo i missili ma non ci sono i soldi per la sanità? Punto di domanda. Ore 11 da non perdere. La Premier è favorevole quindi alle armi a Kiev, ma cauta sugli asset russi. Prima il parere della BCE, prostrati completamente. Roma apripista su rimpatri, paesi sicuri e nuovi CPR. Questo mi interessa di più. Francesco Giubilei, il suo focus sul nodo migranti oggi sul giornale. Il modello italiano sostenuto dalla leader della Commissione e da altri 10 Stati membri. Giorgia Meloni sta lavorando per esportare il modello italiano di contrasto all'immigrazione irregolare in Europa. Ieri, a margine del Consiglio europeo, la Premier ha guidato la riunione informale degli Stati membri favorevoli a soluzioni innovative in ambito migratorio. Oltre all'Italia ne fanno parte Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Lettonia, Malta, Polonia e Svezia. Ma nello specifico in cosa consistono le soluzioni innovative a cui fa riferimento il gruppo? Anzitutto, Ursula von der Leyen ha sostenuto la necessità di accelerare ulteriormente i negoziati relativi al regolamento rimpatri e alla lista europea di paesi di origine sicuri. Si tratta di due temi su cui il governo italiano si è molto speso e che rappresentano per Giorgia Meloni passaggi chiave nella revisione europea delle politiche migratorie. Sono però condizioni necessarie ma non sufficienti se non accompagnate ad altre misure, a cominciare da una riflessione sulla capacità delle convenzioni internazionali di rispondere alle sfide della migrazione irregolare. Non a caso si tratta di uno dei punti che verrà affrontato nella riunione tra funzionari sull'immigrazione che si terrà a Roma il prossimo 5 novembre. C'è un altro aspetto della linea italiana a essere stato recepito ed è una comune risposta europea alla sfida migratoria. Non a caso i leader presenti alla riunione si sono trovati d'accordo nel continuare un coordinamento non solo nell'ambito UE e Consiglio d'Europa, ma anche nei diversi contesti internazionali per promuovere più efficacemente l'approccio europeo a una gestione ordinata dei flussi migratori, come spiega una nota di Palazzo Chigi. L'articolo di Giubilei prosegue oggi sul quotidiano Il Giornale. A proposito di immigrazione incontrollata, e poi lo sapete, la reazione è quella, alla fine,
noi ci incacchiamo, non crediamo più in nulla, anzi qualcuno si fa pure islamico. Salvini, un freno all'islamizzazione, pagina 10 del quotidiano Il Giornale con il vice premier all'evento di Libero, nuove moschee solo con accordi. E gli accordi non sono i soliti accordi che cantavano a Sanremo, gli accordi sono gli accordi con lo Stato italiano. Lo ricordiamo che l'Islam è l'unica religione che non ha fatto nessun tipo di accordo, non ha aderito neanche alla Convenzione mondiale dei diritti dell'uomo, cioè cose che uno dice si sono fatti la loro congiuntura tra quello fanno tutto da loro, è perché la loro è religione ma è anche politica e ci fregano su questo. Scintille con Forza Italia, e quando mai? Quando diciamo una cosa Forza Italia dice però insomma. Agli azzurri Salvini dice essere attaccati dalla sinistra ci sta, ma essere infastiditi da chi non è all'opposizione no. Ho esaurito la pazienza. Fabrizio De Feo, ragazzi. Oggi pagina 10 del quotidiano Il Giornale. Il leader di Forza Italia, dagli affitti brevi ai tagli alla metro, Tajani incalza i ministeri della Lega. L'Azzurro dice Matteo pensi alla linea C di Roma, ma i leghisti rispondono solo una rimodulazione di risorse, no a Zaia nel governo. Allora, lasciamo stare queste polemiche sulla metropolitana perché, ve l'ho detto, è una rimodulazione, quindi i soldi arrivano, è chiaro che in questo momento bisogna far quadrare il gioco, ma parliamo dell'incoronazione di Stefani come campione del centrodestra in Veneto, perché, scrive Pier Francesco Borgia sul Giornale, apre la questione su come e dove piazzare Zaia. Il governatore uscente in Veneto sarà capolista in tutte le circoscrizioni, un nobile gesto che dovrebbe fruttargli un riconoscimento a livello nazionale, tanto che per lui si pensa a un rimpasto di governo. Non è il momento, taglia corto però Tajani. Il governo in questo frangente non può permettersi un rimpasto, un no a Zaia che sa più di frecciata al leader del Carroccio, al quale il ministro degli esteri rivolge poi un appello a riconsiderare strategici e quindi indispensabili finanziamenti alla tratta ferroviaria a Napoli, a Fragola, alla metro C di Roma. Sì, invece a quella che va verso Monza no, Tajani a Monza non ci viene mai. Vado a pagina 12, devo fare il bravo. Oggi il sangue ti ribolle, ciccapeo, cambia la 104, più permessi e congedi, pagina 12, questo è interessante, con la nuova legge 106 ampliate le misure per chi deve assistere un familiare. Paginone di Matilde Sperlinga sulla 104 a pagina 12 del quotidiano Il Giornale. Vado da qualche altra parte? Vado su Repubblica per farvi felici. Tra Putin e Trump, la guerra del petrolio. Controllate i prezzi della benzina questa mattina. Manovra Tajani contro i tecnici, titola Repubblica. Forza Italia e Lega accusano la Ragioneria dello Stato. Un tempo c'era Monorchio, vi ricordate? Il ragioniere dello Stato faceva paura solo dal cognome Monorchio. Tagli alle metro è rivolta addirittura, mentre Giorgetti fa muro, piena fiducia in chi lavora qui. Queste le polemiche messe nero su bianco su Repubblica. Trump si beffa di Mosca. Immuni alle misure? Vedremo tra 6 mesi. Siamo a pagina 6 di Repubblica con la Casa Bianca che lascia aperto il dialogo e non esclude l'incontro tra leader. Washington fornirà le difese aeree a Kiev, ma soprattutto quello che interessa a noi, frin i soldi, perché stiamo vivendo un'economia di guerra. Tutto finora è andato, non posso dire malissimo, però sono tantissimo aumentati i prezzi, capito? Cioè ti fanno la confezione più piccola che costa uguale, dici, non mica aumentato, sì, ma è più piccola la confezione. Gli effetti della guerra del petrolio
petrolio. Sono a rischio decine di miliardi, scrive oggi su Repubblica Filippo Santelli. Reliance, il colosso indiano della raffinazione che ricalibrerà, leggi taglierà, le importazioni di greggio russo. I giganti di Stato cinesi che al momento, rivela Reuters, hanno smesso di farselo spedire via mare. Se il buongiorno delle sanzioni si vede dal mattino, il colpo inferto da Donald Trump a Vladimir Putin pare arrivato a segno. Il bersaglio è quello grosso, visto che gli introiti sulle esportazioni del petrolio, per quanto quest'anno in discesa di oltre 20% a 100 miliardi di dollari, rappresentano la prima voce di entrate della barcollante economia di guerra russa. E perché le due industrie sanzionate, Rusnet e Lukoil, di quel commercio sono i campioni, gestendone oltre metà. Articolone di Santelli quest'oggi sul quotidiano La Repubblica. Mossa di Cina e India, sospeso l'import del greggio via mare, prosegue a pagina 7. E poi le polemiche che piacciono tanto a Repubblica, anche qui quante pagine a Repubblica? 2927, bisogna riempirle. Pagina 11, tagliati i fondi per le metro, Tajani che dice Salvini li ripristini, per la capitale 50 milioni in meno, 15 tolti a Milano e Napoli. Schlein, i due dove erano quando si è votata la legge di bilancio? E polemiche con l'intervista all'assessore ai trasporti romano Patanè. Così a Roma diventa impossibile far partire i nuovi cantieri, e partiranno un attimino. Quello che interessa a me però è la pagina numero 20 di Repubblica, la stretta sui ricongiungimenti. Lega, solo figli minori e coniugi. Migranti, il Carroccio presenta un emendamento al decreto flussi. Iezzi, stop a genitori a costi extra per lo Stato. L'articolo a pagina 20 del quotidiano Repubblica, mi sa che oggi lo dobbiamo proprio comprare Repubblica. Alessia Candito, genitori anziani non autosufficienti e di cui nessuno si può occupare? Fuori, e questa è Repubblica. Figli maggiorenni malati e non autosufficienti? Bloccati anche loro. Con un emendamento al decreto flussi presentato in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, la Lega spinge per l'ennesima stretta sui ricongiungimenti familiari dei migranti, perché arrivavano tutti quanti, ragazzi, cioè dalla moglie ai nonni, a tutti da pagare, persino la pensione di anzianità. Uno dei pochi canali sicuri e legali rimasti per raggiungere l'Italia, i ricongiungimenti familiari dei migranti. A presentare questo emendamento il capogruppo Igor Iezzi, che con una nota passa subito all'incasso. Basta prefetture intasate dalle richieste e costi extra per lo Stato, rivendica il leghista, a dispetto dei numeri residuali dei richiedenti asilo di entrambe le categorie. Entreranno legalmente solo i coniugi e i figli minori, come del resto prevede anche la direttiva europea. In realtà non è propriamente così, dice Repubblica. Norma UE disciplina il ricongiungimento di coniugi e figli minori, non lo limita a questo, dando invece facoltà agli stati di decidere su altre categorie. La presunta stretta, spiega il giurista Gianfranco Schiavone, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, impedirebbe solo quelle residuali situazioni che il diritto europeo lascia alla discrezionalità degli stati. Le categorie sono identificate in modo chiaro, al pari delle procedure. Il ricongiungimento dei genitori a carico è già possibile solo se si tratta di ultra 65enni senza altri figli nel paese di origine che possano provvedere a loro. Quello con i figli maggiorenni solo in caso siano non autonomi per gravi motivi di salute. Insomma, i casi sono pochissimi. Per questo, attacca il giurista, questo emendamento è solo un esercizio di pura cattiveria che ovviamente non ha nessuna ricaduta in termini di macro conseguenze sociali ed economiche sul paese. Non si tratta della prima stretta imposta dalla Lega sulle procedure di ricongiungimento, da sempre per nulla facili perché vincolate a documenti. È il minimo, che cazzo, ragazzi, cioè,
Cioè, perché vincolate a documenti? Per quelli di Repubblica è dà fastidio, insomma, controllare il documento di chi deve venire qua pagato da noi per tutta la vita. Perché vincolate a documenti? 1 anno di permanenza sul territorio, reddito e persino metratura della casa. Nel 2024 sono state ulteriormente inasprite. Per chiedere di portare uno o più familiari in Italia, adesso sono necessari non solo una permanenza di 2 anni, ma anche un certificato di idoneità di alloggio con tanto di indicazione del numero massimo di occupanti consentito. E ci dispiace, ragazzi del PD, ma la burocrazia l'avete inventata voi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Dopo il transito del violento ciclone in arrivo dalla Francia, la situazione va stabilizzandosi sull'Italia. In mattinata residue e deboli precipitazioni potranno ancora interessare i confini alpini, gli Appennini centro-meridionali e il Basso Tirreno. Altrove avremo in generale cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio situazione in ulteriore miglioramento. Venti forti ma in attenuazione da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCertItalia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca e bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alti cuori, avanti tutta, Maimula, Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. No determina ese cielo
termina donde empiezas tú. Sobre tu cuerpo ningún velo. Amor, amor. Tus ojos como una ventana abierta frente a un cielo azul. Deseo desnudo que me llama. Amor, yo amo. Tú, solamente tú. Hoy, ayer, mañana. No te dejo sola, amor, yo amo. Tú, nada más que tú, mi más linda historia. No es una aventura, amor, yo amo. ¿Dónde termina este cielo? Si le robamos el azul. Si yo descubro tu misterio, amor, yo amo. Tú, solamente tú. Hoy, ayer, mañana. No te dejo sola, amor, yo amo. Tú, nada más que tú, mi más linda historia. No es una aventura, amor, yo amo. Yo amo. Te amo. Ma dai, che dolce, signori. Fausto Leali con Franco Simone. Dall'album Dio come amo queste canzoni ha rifatto la storica canzone di Fausto Leali Io amo e l'ha intitolata Solamente tu. Ma abbiamo un regista multilingua, me l'ha tradotta simultaneamente, ma incredibile, sembrava spunta la linea, spunta la luna dal monte di Bertoli e Tazenda. Solamente tu ci ha portato a dirvi nuovamente il buongiorno da parte di Sammy Varin. Come state? Siamo in diretta nazionale su Radio Libertà, su tante piattaforme, tra cui nella digital radio della vostra radio, oltre all'FM, oltre alla M. Ricordatevi che c'è la banda DAB e qui trovate un fracco di nuove emittenti, tra cui quella che parla e siamo noi. Piacere, Radio Libertà. Buongiorno Sammy, mi piacerebbe sapere se anche all'estero i produttori di film percepiscono così tanti soldi pubblici. Mi scrive un ascoltatore al 3406709 659. Se ti sta arrivando una multa, fatti saltare l'auto così ti compatiscono. No, non scherziamo su queste cose. Ranucci è un personaggio a dir poco squallido. Tutta la mia solidarietà alle due macchine distrutte, non c'entra avanti niente loro. Vabbè, Gino, comunque prendo le distanze anche da te. Ma perché ce l'avete con Ranucci? Ha preso la multa perché ha fatto sentire un audio che dovevamo sentire. Salve
salve Varin, la multa a report la paghiamo noi con il tesoro, ma chi incassa la multa è il tesoro, quindi è solo un giro di numeri. Bella questa, Francesco, interessante. Bene, la NATO e l'Europa aggrediscono la Russia e questa deve ringraziare. Sapete chi è in regola con la rottamazione quater non potrà aderire alla quinques? Sì, infatti, sì. Chi invece non ha pagato le rate e sarebbe decaduto potrà aderire alla quinques. Chiedere ai politici, non si potevano fare miracoli, insomma, stai già rottamando, ragazzi, anche perché questa c'ha il 4% di interessi, quindi non so quanto ti convenga. Sì, dilazioni in 95 anni, ma paghi tanti di quegli interessi. Caro Sammy, prova a fare un mini sondaggio tra gli ascoltatori e chiedi quanti sono favorevoli a sanzioni alla Russia e armi a Kiev e poi risponditi sul perché la Lega naviga attorno al 6%. Buona giornata Dario. E caro Dario, noi vogliamo semplicemente dire basta con questa guerra e se ascoltate alle 11 il cui Parlamento ci sarà l'intervento di un certo Candiani, un grande parlamentare della Lega, che le ha dette bene alla Meloni. Al Senato abbiamo sentito Claudio Borghi Aquilini, il must dell'altro giorno. Oggi c'è Candiani, a cui non ha neanche risposto la Meloni, chissà come mai. Ancora WhatsApp al 34067096959. Se è vero non so, ma ieri ho sentito che durante la trasmissione Realpolitik il nome della Meloni è stato fatto almeno 100 volte, praticamente tutta basata sulla Premier per denigrarla. Io non guardo questa trasmissione perché solo di parte, cara Clara, guarda, poi la 7 lì e se la cantano, se la suonano, ragazzi, c'è una roba veramente indecente, veramente. La Rai ha le casse malconce, hai detto Sammy, meglio così, spero che non butti più tantissimi soldi per Sanremo, che ormai è diventato un baraccone con ospiti strapagati, ma caro Pietro, è l'unico sollazzo che abbiamo, oltre al calcio, per voi amanti del calcio, io lo odio, non ci resta che Sanremo. Speriamo ci sia un bel travone a baciare sulla bocca e a toccare il culo qualcuno in prima fila, perché così alza l'audience e la polemica. Sto scherzando, speriamo che arrivi piuttosto qualche bella canzone, visto che ultimamente ci sono solo porcherie. Attenzione, sospendiamo le trasmissioni un attimo. Devo sospendere le trasmissioni perché c'è una notizia che mi è appena arrivata. Attenzione, Lega. Falsi i virgolettati attribuiti dal quotidiano Il Foglio a Matteo Salvini. I virgolettati attribuiti a Matteo Salvini riportati dal Foglio in un articolo su Roberto Vannacci sono totalmente falsi. Il leader della Lega procederà in tutte le sedi. Andiamo sul quotidiano Il Foglio. In centro pagina, virgolettato, ma chi l'ha voluto sto Vannacci? Capite? Prosegue l'opera di demolizione della Lega e di qualunque tentativo di comunicare che fa la Lega. Ci hanno provato e riprovato e continuano a provarci con Matteo Salvini, rinviandolo a giudizio, processandolo, cercando di condannarlo. Vedrai che questa volta ti condanniamo. Adesso il nuovo comunicatore della Lega si chiama Generale Vannacci, è vice capo della Lega, è europarlamentare, ma chi l'ha voluto sto Vannacci? Così il quotidiano Il Foglio fa parlare come fosse un bambolotto Matteo Salvini. Dopo averlo candidato, nominato e promosso, Salvini scopre che il generale ci fa perdere più voti, altro virgolettato, di quanti ne porta. Epifania nella Lega, chi semina patrioti raccoglie guai. Eccolo Salvatore Merlo con il suo articolo quest'oggi sul quotidiano Il Foglio, che non sto neanche a leggervi, visto che è stato assolutamente destituito di ogni significato, perché i virgolettati sono falsi. Torniamo seri? Direi di sì, ragazzi, anche perché abbiamo veramente cose belle sui quotidiani e visto
che ancora una volta la Lega ha dovuto intervenire perché scrivono cazzate, e ve lo sto dicendo dalle 7:30 di questa mattina, sui quotidiani, ma bisogna riempirli i quotidiani. Bene, andiamo su un quotidiano che oggi intervista proprio in prima pagina il leader della Lega, Matteo Salvini. Salvini a tutto campo, titola oggi il quotidiano Libero, con l'intervista del suo direttore, Mario Secchi. Ministro Matteo Salvini, perché ha deciso di aprire il cantiere del ponte sullo Stretto? Risponde Salvini, perché serve. Quando andai al Ministero dell'Interno ci andai per limitare gli arrivi di immigrati clandestini. Mi dicevano che non era possibile fare nulla. Abbiamo dimostrato che volere è potere. Il primo progetto del ponte sullo Stretto è del 1866. Mi sono detto, vediamo se dopo 160 anni si riesce a mettere a terra qualcosa di cui si narra nei tempi degli architetti romani. Nella sua agenda ci sono altre infrastrutture. Siete pronti per le Olimpiadi invernali? Risponde Salvini. Sono arrivato al Ministero 3 anni fa, qualche analista e giornalista, non faccio nomi, del Fatto Quotidiano ad esempio, diceva che la pista di bob a slittino a Cortina non si sarebbe mai realizzata, che era una follia, saremmo andati a fare le gare a St. Moritz, a Innsbruck. Bene, se voi andate a Cortina vedete che grazie al lavoro di operai, grazie all'impresa d'eccellenza, in questo caso Pizzarotti, grazie al coordinamento del Ministero del Sindaco, il bob e lo slittino ci saranno. Però il ponte è qualcosa di più. Le sfide complicate sono quelle più appassionanti, dice Salvini sul Libero. In passato da segretario, ma anche da semplice esponente della Lega, dissi che più di una volta che il ponte non avrebbe risolto i problemi dell'Italia, perché in quegli anni era vero. Ora ci sono i lavori aperti per i cantieri dell'alta velocità ferroviaria tra Palermo, Catania, Messina. C'è in progettazione finalmente l'alta velocità fino a Reggio Calabria. Oggi sarebbe assurdo non farlo, e l'intervista prosegue su varie argomentazioni, naturalmente partendo proprio dal ponte. E so che avrà un incontro con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, anche questo riguardante la legge di bilancio. Bisogna accompagnarla nel nome del consolidamento. Ieri ero in Senato, la Presidente del Consiglio mi ha ringraziato ricordando che il piano casa a cui stiamo lavorando è positivo, però per fare il piano casa ho bisogno di soldi, non lo faccio con il Lego. Un piano casa serio ha bisogno di finanziamenti seri. Se non ho i finanziamenti seri non riesco a fare un piano casa serio, a me le cose poco serie non piacciono. Lei ha tirato dritto sulla tassa per le banche, i banchieri si lamentano, chiede Libero a Salvini. I banchieri sono gli unici che non possono aprire bocca per lamentarsi, e più si lamentano più presentiamo emendamenti per aumentare. Quindi consiglio spassionato, non lamentatevi, perché oggi è previsto in manovra il 2% in più di IRAP che cuba 2 miliardi. Ogni lamento ha un 1% di IRAP in più. E vai Salvini, così faccio 6 piani casa. Non penso che rovinerò il cenone di Capodanno a Orcel Castagna o a Messina, se invece di 51 miliardi chiuderanno l'anno con 44 miliardi di utili. Prosegue ancora l'intervista. Tassa sugli affitti brevi, tutto risolto? Risponde Salvini, è una tassa sciocca con un gettito minimo che lede l'iniziativa privata e la proprietà privata, quindi è inavvertitamente, secondo me, per distrazioni entrata in manovra, perché non ne abbiamo mai parlato in nessuna sede, neanche in Consiglio dei Ministri. Tra le cose di cui avete discusso nel Consiglio federale della Lega ci sono delle norme per evitare l'islamizzazione, chiede Libero a Salvini. Ci stanno lavorando il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, il sottosegretario alla giustizia Ostellari, le nostre europarlamentari Sardone, Cisinta, Ceccardi e Tovaglieri. Anna Cisinte poi parla di un tema che ben conosce perché è stata sindaco di Monfalcone, una delle città italiane con la più alta densità di popolazione residente straniera, in questo caso bengalesi, che per carità non sono tra quelle etnie che finiscono sui giornali per essere particolarmente litigiose, ma quando inizia ad avere il 10, 20, 30, 40%
di presenza di una sola etnia, è chiaro che rischi di avere dei ghetti, rischi di perdere il controllo. Possiamo presentare la nostra proposta già a novembre e dicembre. Alcuni interventi sono sul tema immigrazione, per esempio sui ricongiungimenti familiari, li abbiamo visti su Repubblica. Sacrosanto accogliere chi scappa dalla guerra o arriva regolarmente, però devi fermarti a un certo punto, a un certo grado di ricongiungimento, perché altrimenti uno te ne porta altri 12. Questa situazione finisce per sballare tutto il sistema sociosanitario, assistenziale, previdenziale. Non occorre uno scienziato per capire che c'è un mercato dietro tutto ciò, e quante volte ve l'abbiamo detto. L'immigrato che arriva, appena riesce ad avere finalmente il suo permesso di soggiorno per qualunque motivo più o meno umanitario, e voilà, arriva l'intera famiglia, e a quel punto l'immigrato diventa lui, è lui il centro dell'attenzione del tuo paese, della tua città, dal punto di vista del welfare. Tutti i soldi disponibili vanno a lui e alla sua numerosa famiglia. Quotidiano Libero quest'oggi assolutamente da comprare, perché intervista Matteo Salvini. Ma già che ci sono a pubblicizzare Libero, ragazzi, vi faccio qualche esempio di cosa contiene oggi questo giornale. Sabato manifestazione a Roma. Di sabato? O come mai? Landini in piazza, nuova baracconata contro le destre, titola Libero. Dopo le proteste pro Flotilla, il capo della CGIL si scaglia sulla finanziaria, ma i sindacati di base USB provano a superarlo a sinistra. Il 28 novembre sarà sciopero generale, mettete in agenda, ragazzi. Picconata al Green Deal. I leader europei d'accordo per rivedere lo stop alle auto benzina e diesel. Ragazzi, avete rotto le balle tanto anche tramite questa radio. Dai che forse ce la facciamo. Nel documento finale è stata inserita la modifica del target del 2035 per il divieto di vendita dei veicoli a motore endotermico. Revisione entro dicembre. Confermato l'impegno a rafforzare la difesa. Scudo antidrone entro il 2027. Paginone quest'oggi. A pagina 6 del quotidiano Libero, verso nuove regole per ecologia e immigrati, passa la linea Meloni. Consenso sulle posizioni italiane, a pagina 7. Sono sempre di più i governi europei che vogliono rimediare agli errori della scorsa legislatura. La Premier guida chi cerca soluzioni innovative per chiudere le frontiere e fa squadra con Merz sui vincoli per i motori. Aspettiamo i biocarburanti italiani, se ce la facciamo. Siamo contenti? Un po' di odore sì, di fritto che arriva dalla vostra auto? Assolutamente sì, scherziamo, ma è meglio il fritto di quelle puzze che ci sono a Gallarate Centro nell'ora di punta. E c'è il vecchietto che corre e non muore mai. Ma perché non muore mai quello che fa jogging in mezzo al traffico? Ma allora fa bene! Pagina 13. Arrivano i dati sulle comunità di migranti, signori. Sono ancora sul Libero per dirvi che oggi mi sa che è meglio che alziate il culo e andiate a comprare il Libero. I dati sulle comunità di migranti, titola Costanza Cavalli. Mutilate 88.000 donne. Femministe, dove siete? Signori, il rapporto sul nostro paese. Le ragazze under 15 che rischiano di essere infibulate sono 16.000. E stiamo zitti? Intanto l'indottrinamento pro-PAL invade le aule delle scuole. L'inchiesta di Libero con Massimo Sanvito. Lavoretti per la Flotilla, lezioni di esponenti PD e circolari contro Israele. In tutta Italia avanza la propaganda anti-ebraica applaudita da Dem e Ampi. Liceo di Taranto, documento shock, Shoah paragonata al genocidio dei palestinesi a opera di Israele. Tutto da leggere, signori, l'articolo di Massimo Sanvito quest'oggi sul Libero. Ultima segnalazione, la pagina 27, c'è una mostra sulle foibe e sull'esodo. Dopo 80 anni il dramma di Fiumani, Dalmati, Istriani trova spazio al Vittoriano, simbolo della memoria collettiva del paese. Finalmente l'Italia ricuce la ferita degli esuli. Signori,
Un po' che non lo vedete il Vittoriano? Nel Bresciano ci andiamo? Vogliamo? Eh sì, forse è davvero il caso. C'è un bellissimo paginone a pagina 27 del quotidiano Libero. Corro perché oggi finiamo 5 minuti prima, ragazzi. Arriva, signori, il nostro Giovanni Sallusti dopo le 9:30. C'è il suo editoriale quotidiano, ma soprattutto poi arriva il direttore del quotidiano La Verità, Maurizio Belpietro. E direi che è il caso di lasciare accesa la radio. Intanto però io giro e sono andato a fare un girettino sul quotidiano Il Tempo, che ha sempre una prima pagina divertentissima. C'è il Qui Parlamento. E io volevo leggere Il Tempo, però hai ragione, c'è il Qui Parlamento, il nostro regista Simone mi sveglia, anche perché abbiamo una parlamentare molto tosta con noi che si chiama Elena Murelli. Qui Parlamento. Grazie a questo governo per questi 3 anni, perché mentre la sinistra per anni ha preferito piegarsi alle logiche di Bruxelles, inseguire ideologie green irrealistiche e aprire indiscretamente le frontiere, questo governo in soli 3 anni ha rimesso l'Italia al centro dell'Europa, ha difeso la nostra sovranità, ha affermato la crisi, ha affrontato le crisi con serietà e concretezza e ha risposto con orgoglio e credibilità a livello internazionale. E lo ha dimostrato sul Medio Oriente, perché dopo 2 anni di attacchi siamo davanti a un equilibrio fragile ma carico di speranza. Il piano di pace e l'accordo firmato in Egitto hanno aperto una prospettiva per costruire una pace giusta e duratura. Trump ha avuto il coraggio di imprimere una svolta diplomatica che molti in Europa non hanno avuto la forza e la volontà di assumersi, nemmeno in Ucraina. L'unica cosa che sanno dire è riarmiamoci e partite. Il governo Meloni, con responsabilità e serietà, è stato tra i primi paesi a sostenere questo percorso di pace, partecipando attivamente ai vertici e confermando il proprio ruolo da protagonista nello scenario mediterraneo. Voglio ringraziare pubblicamente il ministro, la Farnesina, i nostri diplomatici, le forze dell'ordine, i volontari della protezione civile e le strutture di intelligence per il lavoro che hanno svolto con serietà, professionalità e determinazione. Hanno consentito di sostenere la via diplomatica e di garantire il recupero in sicurezza dei nostri connazionali, coinvolti anche nella cosiddetta flottiglia. Sì, perché mentre chi lavorava per la pace c'è chi ha scelto invece la strada dell'irresponsabilità, con parlamentari e europarlamentari a bordo, e questo non è stato solo un gesto inutile e pericoloso, ma una mancanza di rispetto anche nei confronti del Presidente della Repubblica Mattarella, che aveva inviato tutti alla prudenza e alla responsabilità, e verso anche gli stessi compagni di viaggio che sono stati abbandonati, come Schettino ha abbandonato la nave prima che fosse affondata, pur di inseguire il titolo del giornale. Non solo questo comportamento ha scatenato disordini nelle città italiane, con manifestazioni degenerate in vandalismi, occupazioni, scontri e violenze. Un danno non solo materiale, ma anche di immagine e di coesione sociale. E su questo la Lega è molto chiara: chi organizza manifestazioni che degenerano, chi porta in piazza odio e violenza, deve pagare i danni. Perché non è accettabile che siano i cittadini, i commercianti o i comuni a sopportare il costo della violenza in piazza. A fronte dell'irresponsabilità di qualcuno, lo Stato italiano ha mostrato il volto serio, generoso, autorevole dell'Italia, e lo ha fatto anche sul fronte umanitario. Ci sono tanti bambini feriti dalla striscia di Gaza che sono stati accolti nei nostri ospedali grazie a una complessa operazione interministeriale umanitaria: l'ospedale pediatrico Bambin Gesù, l'ospedale Meyer di Firenze, il Gaslini di Genova, il Policlinico Gemelli, l'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Stanno curando questi bambini con professionalità, competenze e cure, e tanti altri ne arriveranno. E volevo ringraziare in quest'Aula tutti quei medici, infermieri, operatori sanitari e volontari a cui va un ringraziamento profondo. Non si tratta solo di un gesto sanitario, ma un atto politico e diplomatico di altissimo valore, perché dimostra che l'Italia non è spettatrice, ma protagonista anche sul terreno dei valori umani e della pace concreta. Lì dove altri alzano muri e urlano slogan, noi salviamo vite.
Lì dove altri cavalcano le tensioni, noi costruiamo ponti e credibilità internazionale. Naturalmente questa pace deve avere delle basi solide. Ecco perché la prospettiva di una soluzione dei due stati, uno Stato palestinese democratico, capace di garantire prospettive economiche e sociali reali al proprio popolo. Solo così possiamo avere una pace lunga e duratura. Vorrei cambiare argomento, soffermarmi sulla competitività e transizione green. Lo ha sottolineato la Presidente Meloni. Quelli stabiliti dall'Europa sono obiettivi irraggiungibili e inverosimili per chi vuole fare impresa in Europa e in Italia. Queste scelte rischiano di trasformarsi in un colpo mortale per le nostre filiere produttive strategiche, per il manifatturiero, per l'automotive e per interi distretti industriali. La Lega è favorevole alla transizione ecologica, ma senza fanatismi e ideologia. La neutralità tecnologica sicuramente serve per integrare le rinnovabili in un sistema energetico equilibrato e sicuro, che renda conto della specificità dei nostri territori, dell'importanza dell'agricoltura nel nostro paese e della morfologia del nostro territorio, considerando anche i problemi idrologici che caratterizzano il nostro paese. Concludo, Presidente, sottolineando anche l'importanza della mancanza nel Consiglio europeo di due temi fondamentali che devono essere affrontati all'interno dell'intervento politico coraggioso che corregga scelte azzardate e che riporti il nuovo quadro finanziario europeo e il patto di stabilità su due temi importanti. Mi riferisco direttamente alla prevenzione sanitaria e alla promozione della salute, perché prevenire è meglio che curare, significa prendersi cura dei propri cittadini e fare in modo che vivano una vita sociale e economica senza pensare sui sistemi sanitari, sul sistema sociale. Non da ultimo il problema della denatalità, che è un problema non solo italiano, ma deve essere gestito a livello europeo. Ecco perché anche nella legge di bilancio sono state inserite attività per la famiglia, ma deve esserci un coordinamento a livello europeo. L'Europa deve decidere se vuole essere un motore di sviluppo o un freno. Abbiamo fiducia quindi nel governo Meloni, in questo governo che ha una visione lunga e lungimirante per il futuro del nostro paese. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ma tu cosa ti aspetti da me? Quegli abbracci stretti mentre vai e giochi con un'altra vita se ti annoi. Occhi chiusi quando serve a te, ma la mente è sempre aperta per perdonarti se torni da noi. Ti aspetti un castello di sabbia che non crolla, un sasso che nell'acqua non affonda. Non sono io per te, ma tu cosa ti aspetti? Che quando torni è tutto uguale. No, tu non volevi farmi male, sei solo debole. Ma i soli pianti sono i miei, che cerco amore ma amore cos'è? Se quello che conosco inizia sempre, in due finisce in tre. È come una galera, dai, ma in questo gioco tu non paghi mai. Se quello che conosco inizia sempre, in due finisce in tre, finisce sempre. Ma c'è che adesso io mi aspetterei, non delle scuse, solo un po' di pace. Lacrime e tristezza non le ho mai confuse. Un castello di sabbia che non crolla, un sasso che nell'acqua non affonda. Non eri tu per me, hai fatto del tuo meglio. Sì, ti assomiglio ma non è bastato a non rovinare tutto quanto, compresa me. Ma i soli pianti sono i miei, che cerco amore ma amore cos'è? Se quello che conosco inizia sempre, in due finisce in tre. È come una galera, dai, ma in questo gioco tu non paghi mai. Se quello che conosco inizia sempre, in due finisce in tre, finisce sempre.
E non sei mai solo un bambino per un'assenza se basta almeno una carezza. E non sai che solo un bambino non può comprendere che basta almeno una carezza. Ditemi se non è bella questa canzone. È la prima canzone di Clari, si intitola 3, arriva da Pesaro, Marche, il suo primo album di inediti ed è un intenso viaggio introspettivo che ci immerge nel cantautorato contemporaneo. No, è che c'ho il fiatone perché adesso devo correre. Corro, mi sono messo la tuta da ginnastica, le scarpette, corro. Brava però Clari. Perché? Perché devo correre? Perché tra pochissimo 9:30 l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti e poi arriva con noi Maurizio Belpietro, direttore del quotidiano La Verità. Ma adesso andiamo sul tempo, è minimo, perché vi dicevo, guarda un po' la titolazione, cronaca di un'espulsione annunciata, unknown, è lui. Dopo 3 mesi di inchiesta del quotidiano Il Tempo e le frasi sciocche pronunciate a Milano, ora si stringe il cerchio su Annun. Piantedosi, valutiamo misure di rigore. La questura ha depositato una notizia di reato per istigazione a delinquere e la sinistra resta ancora in silenzio. Sì, ultimamente sentiamo delle cosettine pesanti sul fronte terrorismo da parte della sinistra. Su Azbai, non sottovalutate i filo Hamas. Ora un piano concreto contro l'Islam radicale. Sinistra antisemita, la nuova star dei 5 Stelle, il palestinese pugliese che disegna Gesù con la kefia. Siamo sul quotidiano Il Tempo, migranti addio Green Deal, Meloni all'Unione Europea, servono aiuti per energia ed auto e l'annuncio di Salvini. Tassa sugli affitti brevi, tolta in Parlamento, Tajani contro i burocrati del Tesoro. Un giro all'interno e, come vi dicevo, a pagina 2, rischio estremismo islamico, stretta su Annun, Piantedosi in Senato, soggetto sorvegliato, valuteremo le misure. Intanto la Flotilla si offesa, assalta l'evento con Flotilla e il liceo Righi occupa contro la censura. Dopo l'articolo del Tempo è arrivato il dietrofront della scuola, perché se ne è accorto che insomma far parlare un esponente della Flotilla contro Israele per ore e ore, gli studenti adesso incolpano il quotidiano Il Tempo e anche Sasso della Lega che dicono è strumentalizzazione. Il nuovo testimonial 5 Stelle, eccola qua ragazzi, questa è una verità terribile a pagina 3, mette la kefia a Gesù. E chi ci guarda in radiovisione vede delle immagini scioccanti. Si chiama Bassem Jarban, corre in Puglia e insulta Renzi. Tu dici, insultare Renzi sono capaci tutti. Spuntano i post shock sulla Madonna, gli ebrei e Segre. Eccolo qua, che faccia simpatica. Per lo Stato di Palestina contro tutte le guerre. Rifondazione Comunista ti invita a votare Bassem Jarban, detto Bassem, il 23-24 novembre. Ok, si può smettere con lo spottone. E allora salutiamo il consigliere PD della lotta armata. Prova a smentire, ma il video è chiaro, ve l'abbiamo fatto vedere e ascoltare più volte. Siamo al paradosso. Il consigliere PD che ritiene legittima la lotta armata ora se la prende con Il Tempo per un titolo che non ritiene adeguato e ci scrive una mail per tentare di intimidirci. Invito immediatamente Il Tempo a cambiare subito quel titolo click che parla difficile, è una lingua che non conosco, con un virgolettato che non ho mai detto e non in quei termini, prima che mi obbligate a passare dai carabinieri nel pomeriggio per querelarvi per diffamazione. E io che ho una fifa della miseria, sapete che vado a cercare? Vado a cercare proprio quel video, signori, roba buona, e ve lo ritrasmetto. Non sono il regista Simone che lo trasmette, io non c'entro assolutamente. Senti. Ricordiamo, la lotta armata è legittima. La lotta armata è legittima.
legittime sulla base del diritto internazionale. Che sia fatta dai socialisti, che sia fatta dagli islamisti, è sempre lotta armata. Io l'ho capito che a tutti voi razzisti parte l'embolo, appena sentite parlare in arabo, subito islamista di qua e di là. Signori, non è la stessa cosa. Hamas non è uguale all'ISIS, punto. Ma lo dice la storia di quella regione. Dovete imparare, andate a studiare, siete solo degli ignoranti, siete. Poi uno può essere d'accordo o no a livello politico sui posizionamenti di Hamas o su un gruppo come Hamas. Questo è legittimo, ma questo non significa delegittimare la lotta armata, perché la lotta armata è legale dal punto di vista del diritto internazionale. Allora, lo ripetiamo, lo ricordiamo, la lotta armata è legittima. Va bene. Scusa, sta bussando uno vestito da Guccini e Corti. Offriamogli un caffè padano, certamente signori, dai, stiamo anche un po' scherzando, cercando di sdrammatizzare il momento, però questo del PD a Milano è consigliere di zona, io non so, ma chi lo ha eletto? Voi lo avete eletto. Siamo di nuovo sul quotidiano Il Tempo, signori, anche questa è una cosa che vi ha risvegliato un attimo. Angela Barbieri scrive sul Tempo oggi: la ministra Bernini vola ad Amman e torna con 49 studenti palestinesi. Sono beneficiari di borse di studio. Ad accoglierli all'aeroporto anche Tajani e i rappresentanti di 22 università. Insomma, sono questi corridoi universitari. La Farnesina fa sapere che sono arrivati in Italia 49 studenti palestinesi beneficiari di borse di studio. E che cosa avete da pensare male, pensare strano? Ci sono i corridoi universitari, ci sono i corridoi umanitari. Questi vengono in Italia a studiare. Chiaramente nelle università sapete quello che si insegna e chi governa politicamente le università, ma cambiamo argomento. Sì, signori, devo correre, vado a fare un giro sul quotidiano La Stampa, tanto per farvi ulteriormente arrabbiare. La Stampa ha l'intervista con Crosetto. Che cosa dice Crosetto? Prepariamoci anche a difendere l'Italia. Scusate, prendo e me ne vado via, non hai pensato, cioè dobbiamo prepararci alla guerra. Il ministro ai soldati, sta parlando ai soldati. Soldato Marina, allievo servente radiofonista, una volta facevate missioni internazionali, ora ogni scenario è possibile. Ditemi voi se non ci stiamo preparando alla guerra. Le sanzioni USA bloccano il petrolio russo alla Cina, Putin è un atto ostile. Titolo principale del quotidiano La Stampa, ma a pagina 3, signori, voi che non aspettate altro che sparta questa finanziaria per aderire alla rottamazione e togliervi questo debito pazzesco con lo Stato, perché non siete riusciti, avete denunciato il vostro reddito, le tasse, ma non siete riusciti a pagarle. Bene, sai che cosa ti risponde La Stampa, pagina 3? Dicendo che la rottamazione è una beffa. Dalla sanatoria delle cartelle un freno alla riscossione ordinaria, costerà 800 milioni di euro. La pace fiscale avrebbe dovuto svuotare l'arretrato, invece libererà solo il 3% dei redditi. Luca Monticelli cerca di convincerci che la rottamazione è una beffa. Sarà una beffa per lo Stato? Dovete leggervi questo articolo, non dico niente di più. Ma c'è Crosetto che dice: follia dilagante, l'Italia sia pronta a difendersi. Il ministro della difesa inaugura l'anno accademico degli istituti di formazione dell'esercito a Torino. Il discorso è: servono comandanti capaci di capire il mondo che cambia. Pagina 6, fa un po' paura, sappiatelo. Crosetto che dice: l'Italia pronta a difendersi. Mafia e canestri, ancora interessante sul quotidiano La Stampa, pagina 13, con l'NBA travolta dallo scandalo scommesse, 31 arresti, coinvolti i boss di 4 famiglie di New York. Paginone su mafia e arresti. Ancora l'ultima segnalazione della Stampa: professore, ministro, manager di Stato, addio a Reviglio, padre dello scontrino fiscale. Torinese entrò nei governi Craxi e Amato, Tremonti e Bisco tra i suoi allievi. Siniscalco aveva una visione moderna, l'inventore dello scontrino. Ci lascia
Avanti con i quotidiani, ragazzi, sto per andarmene, certo, ma non me ne vado se non leggo il quotidiano La Verità, perché il suo direttore arriva tra poco qui su Radio Libertà. Maurizio Belpietro, dopo le 9:30 con noi. Pagina 5 del quotidiano La Verità, che apre comunque con l'audizione in commissione Covid di Pregliasco, che conferma pagato da Big Pharma, signori, oro colato. Oggi il quotidiano La Verità, ma a pagina 5 c'è Merz, pure Merz, che sbotta sul green. Adesso basta, dice il cancelliere tedesco strigliando l'Europarlamento. Errore fatale mantenere la norma delle due diligence. Inaccettabile ignorare la competitività. Là, se ne sono accorti dopo 2 anni. Meloni vede Ursula per chiedere sostegno all'auto e i leader europei premono per spostare gli obiettivi al 2040. Più in basso, nuovi veti anti-Mosca dell'Unione, che ora spinge sugli asset russi, sganciato il 19° pacchetto focalizzato sul GNL, ma giro ancora la pagina perché Roma guida la coalizione contro i clandestini. Pagina 8 della Verità, il vertice a Bruxelles con gli stati che, seguendo la Meloni, chiedono di modificare le convenzioni sui diritti umani che impediscono di rispedire a casa persino i criminali. Veramente a impedirlo sono soprattutto certi giudici. Ma vabbè, il 5 novembre nuovo incontro in Italia che potrebbe incrementare le espulsioni anche del 30%. Il monito del Papa sul DL flussi con i leghisti che parlano e dicono ricongiungimenti solo per i figli minori. Riquadrettino ma potentino oggi sulla Verità. Con un emendamento al DL flussi la Lega introduce una stretta sui ricongiungimenti familiari che saranno consentiti solo per coniugi e figli minori, in linea con la direttiva europea. Intanto dal Papa arriva un severo monito su gravi crimini commessi o tollerati dallo Stato nei confronti dei migranti. Dici che parla di noi? No, sicuro. Mezza Europa scopre gli immigrati violenti. C'è una sola soluzione: non importarli. Siamo a pagina 9 della Verità. Dublino brucia per la bimba stuprata. In Inghilterra tiene banco il caso delle gang pakistane. E Merz che parla apertamente di insicurezza, problemi nel paesaggio urbano. Basta chiedere alle vostre figlie. Quando ci si confronta su abusi e molestie compiute da stranieri, scatta la reticenza. Signori, se avete qualche dubbio sull'informazione di oggi sui soliti giornaloni, è da acquistare oggi il quotidiano La Verità. Mentre il Viminale già rivendica una svolta, con noi cacciati 210 irregolari. Piantedosi, valutiamo sanzioni ad Annun, cortei pro-PAL sfruttati dai violenti. Sala dai numeri pure sui femminicidi per nascondere i veri mali di Milano. Eccolo lì, il sindaco di Milano, sindaco dell'insicurezza, si erge a poliziotto buono in difesa delle donne, dimenticando il garantismo. Braccialetto elettronico appena c'è la denuncia, sia ai delatori. Intanto la microcriminalità impera. Signori, oggi paginone a pagina 11 del quotidiano La Verità, ma la ciliegina di quest'oggi è a pagina 14. Pregliasco ammette di essere a libro paga di mezza Big Pharma. In commissione il predicatore Covid ha dichiarato di ricevere fondi da Pfizer, Moderna, Janssen, Novavax, Bayer e molti altri. Con Patrizia Floderreiter, signori, oggi il quotidiano La Verità è tutto vostro, parlando anche di Burioni. Lei insulta, ma la medaglia d'oro della somaraggine è tutta sua, ragazzi. Mario Giordano fa scintille. Dalla confusione sulle mascherine all'immunità di gregge, sarebbe lungo elencare tutte le sciocchezze dette dalla virostar Burioni, che ciancia di metodo scientifico per evitare di guardare la realtà come quella dei
danneggiati. E poi c'è Gimbe che fa il furbo sui soldi alla sanità. Cartabellotta gioca sporco indicando il rapporto tra fondo sanitario e PIL da qui al 2028, ma la manovra agisce sul 2026 quando aumenterà. Ai tempi dei veri tagli invece taceva. Pure di Gimbe si parla, signori, oggi sul quotidiano La Verità, che naturalmente ci ha fatto oscurare da tutte le piattaforme social. Piango, ma sono a pagina 17 della Verità. Papa Leone non assolve i sindacati incapaci di difendere i poveri, ma ci preoccupa di più quello in basso. La CEI sfila al Gay Pride, fedeli curiosi. No, cosa vogliono vedere questi? Furiosi! Domani i vescovi voteranno un testo pro LGBTQ che ribalta le fondamenta della Chiesa, un ritorno alla confusione bergogliana che la base di devoti e clero vuole contrastare. Non scherziamo. Cosa sta succedendo? La CEI sfila al Gay Pride, fedeli furiosi? Signori, è il caso veramente di acquistare quest'oggi il quotidiano La Verità, che parla anche della sinistra a caccia disperata di voti, elezioni in Puglia, in Campania. Dalla Campania alla Puglia si cercano volti di attivisti noti che sostengono Gaza. Ed eccoli qua, ragazzi, uno più bello dell'altro. Oh, Jarban mi assomiglia un po' troppo, secondo me. Per la campagna giusta, Suzanne Fatayer, una palestinese napolitana. Per lo Stato di Palestina contro tutte le guerre, Rifondazione Comunista ti invita a votare Bassem Jarban, detto Bassem. Oh, andiamo bene. Per fortuna che c'è la Salis martella ancora sui genovesi. Dopo l'IMU alza il costo dei trasporti, ragazzi. L'avete votata? Me ne vado, sta guardando l'orologio, Simone. Siamo nervosi, lo so, siamo nervosi e cavolo, arriva Belpietro, direttore della Verità, tra pochissimo, signori. Prima l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti. Sammy Varin non può far altro che ringraziarvi, come sempre siete in tantissimi, tutti belli tosti, schiacciate il pulsantino condividi di questa rassegna stampa, condividetela sulla vostra pagina Facebook o inviatela tramite WhatsApp a parenti o amici. Noi siamo la vera controinformazione. Oh, ma non vado mica a casa io, alle 11 torno qua. A più tardi.